Renzi per Moretti, Salvini e Berlusconi per Zaia, Alfano per Tosi, niente passerella di big invece per Jacopo Berti, il candidato presidente del Movimento 5 Stelle. Ma i grillini spiegano, senza tanti giri di parole, che a loro delle benedizioni dall'alto non importa granché. Quello che è il loro impegno sanno comunicarlo di persona, a voce, ai cittadini. Noi andiamo noi stessi, bussiamo alle porte, chiediamo alle persone, andiamo nei mercati con le persone, in mezzo ai cittadini tra i cittadini, che è la cosa migliore. Verso il 31 maggio con una campagna elettorale che lascia i pentastellati, candidati e non, con il sorriso sulle labbra. Il nostro, dicono, è già un successo. Noi facciamo una campagna elettorale con 20.000 euro, gli altri forse spenderanno milioni di euro. Noi siamo capaci di riuscire a parlare alla pancia e alla testa delle persone spiegando che dobbiamo riuscire ad essere una grande comunità nel Veneto e guardando soprattutto ai giovani. E soprattutto per i giovani, per chi rappresenta il futuro della regione, Jacopo Berti e il candidato sindaco di Venezia Davide Scano, insieme a diversi parlamentari, hanno visitato oggi le 7 discariche abusive del Veneto, 6 delle quali situate nel veneziano, e poi il Mose, la grande pietra dello scandalo. Vedremo se funzionerà o se non funzionerà, ma soprattutto quanto ci costerà. Si parla di oltre 5 miliardi di euro, siamo all'86% della realizzazione, sembrerebbe che sia costato addirittura 1 miliardo di tangenti, di cui non si capisce bene che fine hanno fatto. Bene, noi investighiamo, andiamo a fondo. È proprio grazie ad un esposto in Parlamento dei rappresentanti a 5 Stelle, spiega Berti, se oggi si possono comminare condanne pesanti per i reati in materia ambientale. Appena saremo in regione, avvisa, faremo sì che cose del genere non si ripetano mai più, combattendole col giusto strumento per salvaguardare ambiente e persone. Tutti i comitati ambientalisti di Porto Marghera avranno finalmente una rappresentanza forte per la loro battaglia.